Scatman's World. Vai ragazzi, siamo contro i San Antonio Spurs a Dallas. Partita difficile ma da vincere. E si va con NBA. Vai, relax. Vai Dirk, il piccolo Dirk. Ellis. Chandler. Come prova, ma si comincia non benissimo dal punto di vista realizzativo, peccato. Ginobili, Parker si è dimostrato che essere playmaker non è facile nella National Basketball Association. Vai Chandler e la appoggia, primo assist come vero e gol. Primo assist come vero e signore. Tony Parker. Cerchiamo di difendere, so che ho tante critiche in fase difensiva, ma ragazzi non mi sta su troppo sul cazzo, questo non era mio, Un rimbalzo come indiano, servito. Vai, Parson. Come prova e arrivano 2 punti comodi per l'asso italiano. The Incredible. Buona percentuale ragazzi, 4 di rimbalzi, 7 punti, bene come c'è quest'anno. Qua ho cercato ragazzi, Tony e Tony però se si può fermare Tony proprio facilmente. L'American Airlines Center di Dallas. No, veramente non era per Parson, ma va bene. Bravo Parson, peccato Tony, Luca Tony Parker. Leonard. Tony mi scappa via, continuazione. Ginobili. Parker e ancora Tony, solo Tony. Tony 6, Dallas 4 ragazzi, tutto Tony, può far tutto Tony. E il Cume, quello per evitare Parker con risultati non proprio meravigliosi. Leonard. No, meno male che anche loro sbagliano ogni tanto. E come stavolta va di schiacciata. Just Show. Buono, 4 punti del Cume. Veramente la sfida è come Comendone Parker per il momento. Splitter. Leonard. Mamma mia che bello canestro di Leonard. Siamo un triplone sinceramente. Questo in velocità. Bruttissimo. Mamma che passaggio orrendo. Meno male che il Ginobili ha fatto il cappellone. Mamma che brutto passaggio però. Dirk, bravo Dirk, 8 pari. Una partita abbastanza equilibrata per il momento. All'American Airlines Center di Dallas. No. Cazzo, una volta che difendo anche bene, perché perde l'uomo per un secondo, che palle, oh. Difendiamo la grande, ti prego. E stavolta abbiamo difeso bene, cazzo, per una volta il Cuba ha difeso, che cazzo.
Attenzione Ginobili. Ginobili come proprio una cosa impossibile. Dai che stiamo difendendo abbastanza bene per il momento. Parker. Tony. Leonard. Ginobili. Bravo Dirk. Prova sul... grandissimo Kuma. Non ho capito neanche cosa ho detto, ma va grande. Grande Kuma. Un buon Kuma, già 6 punti, un Kuma che mi sta piacendo. 6 punti, un rimbalzo, un assist e una palla persa. Questa purtroppo è l'unica nota negativa. Ma ci sia. Parker sbaglia, però poi riesce a fare il miracolo. Grande Dirk, è grande. Parson da casa sua a provarla. Vai. Picca in Kuma. Come cazzo ha fatto a prendere non lo so. Da 2 palle perse. Ai ai ai. Guarda che roba. Ma come cazzo ha fatto? Come ha fatto a prenderla? Io non lo so ragazzi. Non lo so spiegare sinceramente. Vabbè, dai. Con calma. Relax. Buono questo. No, non può sbagliare. No, però Chandler se ne me. No, vabbè, Chandler ha fatto. Ma no, Chandler no. No, Chandler no. Fallo di veneziano. No, Chandler no, non puoi sbagliare questo, Chandler. Non puoi permetterti di sbagliare in NBA un canestro del genere. Sì, qua stoppiamo alla cazzo. Ha fatto veramente. Guarda cosa fa San Antonio. Meno male. Calma. Devo trovare il Bertugio. Parson. Bravo. Là. Ci voleva tanto. Che cazzo. Un buon quarto, anche se il problema è che c'è San Antonio forte. Perché stiamo difendendo abbastanza bene per il momento. Qua non è colpa mia però, Qua ha dormito il centro. Parson, fallaccio su Parson. Poco da rompere i coglioni e fallo. Parson, la linea della carità. Ragazzi, fino al primo quarto, 68, 54 per Sant'Antonio, ma 24 punti, 4 rimbalzi e 2 assist. Veramente una buona partita. Eravamo in corsa fino agli ultimi 3 minuti del terzo quarto. Poi in 3 minuti abbiamo preso questo brutto parziale, purtroppo. Però la partita non è ancora finita, ragazzi, non è ancora finita, il Come non è bello in forma. Bravo Dirk. 12 punti non sono pochi, soprattutto contro San Antonio, ma siamo in casa e loro possono avere il crollo, dai. Devo salire ancora di più in cattedra. Ecco, mani non così, come grazie. Dai. Dai, concentration. E Chandler sui miei passaggi non ne fa uno, Chandler, dai. Bravo Kuma, rimbalzo perfetto e punto, sì. Mi sono messo la sornione e l'ho presa, che culo, dai. Cazzo, con una prestazione così veramente perderla sarebbe brutto. Splitter. Green.
È grande come un altro rimbalzo, sono quello dell'ultimo quarto. L'ultimo quarto di solito è il momento dove prendo più rimbalzi. Vai, sì. Meno 10. Meno 10. Meno 10 ragazzi, meno 10, dai, crediamoci. Dai, porca troia, crediamoci come cade. Crediamoci. Però come persi va stoppato. No, no, ma sei un coglione, Dio santo, Ellis, sei una merda. Ma dai, Ellis, no, vabbè, questo è inaccettabile, però, cioè, Ellis vai a fare in culo. Che occasione che abbiamo perso, E il Kume, toc, schiacciate, picca in Kume, picca in Kume. Come sto giocando, porca puttana, sto facendo il massimo, cioè, praticamente più della metà dei punti sono miei qua, incredibile, incredibile. Ma la squadra ne mette uno oggi. Sì, dai. Dai che la possiamo ancora portare a casa. Non solo stare tranquillo. Fallo, buono, 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 buono. Devo metterne dentro almeno uno però, No, vabbè, non puoi tirare un libero così come però in questo momento della partita. Bravo, dai. Anche il tassametro va avanti del come partita stellare, del come partita indecente, del come da quanto è figa. Ah, qua sfruttano il blocco bene San Antonio. Ginobili. E il Kume, mamma mia come fa a prendere questi rimbalzi. Oddio, papà Chandler, no. L'ho persa male qua. L'ho persa malissimo, l'ho persa malissimo. Ho dormita come indiana. Ancora i rimbalzi che prendo però nel quarto sono devastanti. Ti prego, mettila. Adesso che sfiga, però. Altra occasione di recuperare punti persi. Quarto fallo di Veneziano, calma, calma. Potevo essere a meno 7, cazzo vai. Oh, da solo, se mette questa è finita. Certo che però non posso pagarle ogni volta, però cioè veramente pagarle ogni volta è proprio palloso, cioè. Vabbè. Via, basta. Capisci subito quando la partita è persa, però mi sta sui coglioni. Ho giocato veramente bene, cioè qua ho messo 28, 29 punti su 63, se il computer non è capace di giocare sinceramente non è problema mio. Non è un mio problema. Non è inaccettabile perdere questa partita, però. Dai, cerchiamo di fare il double almeno. Dai, mettila. Ma no, passarmela là in me. Ma non puoi passarmela. Vabbè, quinto fallo, come proprio incazzato nero. Calma. Basta farlo. Basta, siamo crollati, siamo letteralmente crollati. Quella tripla là mi ha proprio massacrato, vai. Cerchiamo di finire bene la partita. Bello, bello su schema, mi piace.
Bravi, triplone pesante per le statistiche. Ho pagato proprio un gioco di squadra disastroso, nel senso i miei non hanno segnato canestri e non capisco il perché. Più o meno ci sono mai stati. Poi come? Pesante. Come ha staccato un po' la spina, purtroppo. Occhio. Stoppata come Indiana, arriva sempre la stoppatella grande, come che soddisfazione. Grande stoppatona. Voglio solo fare la double double e andare a fare in culo tutti. Parker. Bello Parker e Parker. Pensavo di fare 66 punti di squadra. Questo che come difesa comunque perché ha anche mollato, ma 82 punti a questo momento della partita non sono tanti contro San Antonio. Poi in attacco la mia squadra non ha fatto niente. Brutto, ormai sto giocando veramente un po' svogliato, sono sincero, perché non pensavo proprio di perderla così. E double double, mangiatemi il cazzo. Incredibile, la faccio con i rimbalzi e non con gli assist. Mai successo nella mia carriera NBA, con qualsiasi NBA, 2K, 11, 12, 13, 1000. Vai Dirk. Bravo Dirk, bravo Dirk, bravo. Beh, la tripla doppia sarà veramente dura. Bravi. Dormita no, sto cazzo da fare raddoppio là, però va bene. Ma vedi, io devo passarla a Dirk, c'è un'intesa tra me e Dirk che è spaventosa. 29 punti, 10 rimbalzi, 5 assist. Okay. Sicuramente non è colpa mia se avevo perso. Come polemico, ragazzi, come polemico con la squadra. Tutti fuori sono molto dispiaciuti perché la questione del come è stata veramente devastante, ma non è servita a niente purtroppo. Oh, e si va a quota 30. Manca 1 minuto e 5, purtroppo partita finita, terminata. Leonard. Parker. Leonard. Splitter. Manu. E finisce così purtroppo. Triste epilogo di una partita giocata in maniera divina da veneziano. Adesso chiaramente gli errori difensivi sono dovuti proprio al fatto che sto già pensando alla prossima partita. Ma veramente Chandler non la passerò mai più, cioè è veramente scandaloso. Ellis, pum. Salvato per un onore, ma punteggio bassissimo, partita stranissima. Soddisfazione per il Come, però veramente una prestazione degna di nota. Fallo del Come, neanche non ho toccato il joystick, va bene.
Raga, saluto dal Commendone veneziano, grande partita di veneziano, ma bruttissima partita di Dallas. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.